Ciao a tutti amici di Un Sorriso in Più Family, sono Angelica. Con questo video vi do il benvenuto nel nuovo anno e torniamo con una nuova storia, un nuovo racconto da leggere che si intitola Benedetto e le sue scarpette rosse. Spero vi piaccia. Chi è Benedetto? Un ragazzino, come tanti, ma unico nel suo genere. Molto carino di aspetto, con i capelli biondi e gli occhi azzurri. Ha due fratellini, uno nato prima di lui ed uno nato dopo. Benny, come lo chiama la mamma, è il fratello di mezzo. Il maggiore dei tre, Daniele, frequenta l'ultimo anno della scuola media e deve sempre studiare per prepararsi bene agli esami finali. Tocca quindi a Benny, che è sempre troppo piccolo per poter fare ciò che desidera e sempre abbastanza grande per essere obbediente e responsabile di ciò che fa, ad aiutare la mamma quando gli chiede di stare attento a quella peste di Max, il fratellino, che ha 5 anni ed è sempre in movimento e non si sa mai cosa riuscirà a combinare. Benedetto sopporta malvolentieri questo compito da babysitter che si ritrova appiccicato addosso. Ma, d'altro canto, volendo bene alla mamma, farebbe qualsiasi cosa per farla contenta e per garantirle un attimo di tranquillità quando la vede stanca o impegnata in uno dei suoi lavori faticosi, come preparare da mangiare, stirare o tenere in ordine la casa. Badare a Max è così il suo modo di aiutare e di rendersi utile, perché l'unico sistema per essere sicuri che il tremendone si diverta senza mettersi nei guai è tenerlo impegnato in una bella partita di pallone. Max e Benny giocano tutti i ruoli, mentre Rock, il cane di casa, sta in porta. Guardarli è molto divertente. Il più piccolo corre come un matto e scarica tutte le sue energie girando per il giardino. Benedetto gli corre dietro, poi gli soffia la palla, fa qualche finta, ma non esagera. Sa di essere più grande ed è capace di non strafare. Max ama infilare i goli in porta, quella immaginaria, tra l'albero di ciliegio e il pino che a Natale papà decora con le luminarie. Rock, che è un bel cane lupo, se ne sta ben fermo al suo posto. Cura i due giocatori seguendo il gioco con attenzione e quando gli sembra che la porta sia minacciata si getta anch'esso nella mischia e contende la palla ai ragazzini abbaiando festoso. A fine partita Max è stanco morto. La mamma prepara una bella merenda e i tre fratelli si ritrovano in cucina davanti a un bicchiere di latte e una fetta di torta. Oggi però è una giornata speciale. Benedetto compie 10 anni e la mamma ha organizzato una festicciola con gli amici, i fratelli e i cuginetti. Tutti hanno portato i loro regalini e il ragazzino li apre dopo aver spento le candeline sulla torta, mentre gli altri invitati battono le mani e cantano a squarciagola Happy Birthday. Ora tocca a quello della mamma, avvolto in una bella carta oro con un fiocco blu. Benny è curioso e speranzoso insieme. Chissà se la mamma soddisferà il suo desiderio. Chissà se gli avrà regalato quelle nuove scarpe da calcio che gli piacciono tanto. Ma ora il pacchetto è disfatto. Il ragazzino apre la scatola. Ed eccole lì, le sue scarpette da calcio, nuove, belle e identiche come le desiderava. Grazie, mamma, dice Benny tutto contento. Grazie, grazie, grazie. Ti voglio bene, Benny, sono contenta che ti piacciono. Te le ho comprate rosse come le volevi tu. Rosse proprio come il mio affetto per te e come tutto il bene che ti voglio. Così gli risponde la mamma e lo abbraccia stampandogli 2 baci sulle guance paffute. E anche oggi siamo arrivate alla fine. Spero che anche questa storia vi sia piaciuta e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti!